Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Walt, non ci posso credere. Prima di iniziare il video, se cercate maglie tipo questa qui, non devo aggiungere nient'altro, tipo questa, sono uscite anche le nuove maglie del Napoli in collaborazione con Marcelo Burlon, tutto in descrizione ragazzi, non ve ne pentirete, mi raccomando, link in descrizione di tutto. Detto ciò, parliamo di questa partita, una delle partite più importanti degli ultimi anni, insieme a quella col Verona di settimana prossima. Che cosa non è successo? Che cosa non è successo? Prima di iniziare, voglio rispondere subito alle polemiche. Dato che io ieri non mi sono espresso, perché secondo me l'arbitraggio di ieri è stato scandaloso, sia da una parte che dall'altra, perché i favori arbitrali non sono andati soltanto a favore della Juventus, ma l'arbitraggio anche nei confronti dell'Inter è stato scandaloso. Quindi, ieri parlare di favoritismi mi sembrava eccessivo e fuori luogo. Oggi, ragazzi, bisogna essere sportivi. Oggi il rigore del Napoli non era netto. Di più, è inutile che mi venite a dire ma si lascia cadere, e questo e quell'altro, voglio andatevi a vedere i replay. Maglia strattonata fino al terreno. Chi dice il contrario è antisportivo oppure non capisce un cazzo di pallone. Detto ciò che quel rigore è netto, il Napoli oggi ha dominato. Il Napoli oggi ha dominato. Primo tempo in cui eravamo impauriti, davamo la palla troppe volte in verticale, sempre a cercare quel povero Cristiano di Osimhen, giocatore spaziale, sempre in verticale a Osimhen. Non arrivavamo mai però a concludere veramente in porta, tranne la punizione sull'incrocio dei pali del capitano Lorenzo Insigne. Rigore battuto malissimo da Insigne, malissimo. Soffriva la pressione, però dopo la butta dentro. Azione del secondo gol che non ve lo dico neanche. Cambio gioco di Osimhen, ragazzi, clamoroso. Palla dentro, tiro di Zielinski, fortunoso, ribattuto in rete. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Tutto ciò non è meritato. Di più, di più. Girone di ritorno clamoroso. Clamoroso. Stiamo facendo un qualcosa di clamoroso. Dopo non aver avuto mezza squadra per tutta la prima parte di stagione, girone di ritorno clamoroso. Clamoroso. Un Napoli con le palle, un Napoli che sa quello che deve fare, un Napoli comandato da Gennaro Gattuso e tutti voi che dicevate Gattuso out, tutti. Ma io dico no. Ma un minimo di coerenza. Rimanete coerenti. Continuate a dire ora Gattuso out. Ora continuate a dire Gattuso out. Ora continuate a dirlo. Perché quando lo dicevo io, che mi prendevo gli insulti sotto ai video, Gattuso deve rimanere. Io l'ho detto anche dopo la semifinale persa contro l'Atalanta. Ho detto anche dopo la partita persa col Genoa, quando abbiamo perso 4 partite in 2 settimane. L'ho detto sempre. Mi prendevo gli insulti. E mo tutti a salire sul carretto dei vincitori. Così è troppo facile. Così è troppo facile. Lo dico a voi, tifosi napoletani. Così è troppo facile parlare dopo. Col senno di poi sono bravi tutti. Ok? Dire, ma è una vergogna che ora se ne va Gattuso. Lo avete voluto voi. È un allenatore che non ce la fa più. È un allenatore che sta arrivando a fine campionato esaurito. È un allenatore però professionalmente e anche umanamente con 2 coglioni così, perché nonostante tutti gli buttassero la merda addosso, è l'unico che è rimasto con la testa, è rimasto concentrato su quello che doveva fare ed è l'unico che ci sta portando dove stiamo, perché senza Di Gattuso tutto ciò non sarebbe accaduto. Il Napoli, io non so se andremo in Champions, perché manca ancora una partita, stiamo tutti là, ma il Napoli sta là perché in panchina ha un uomo con 2 palle così e tutti a insultarlo mentre gli rimaneva un cazzo con cui giocare, non arrivavamo a 11 giocatori, tutti a insultarlo. Oggi, monumentali, tutti quanti, Rachmani Manolas, clamorosi, Isai, partita da 10 e lode in pagella, sapete a me quanto stia sul cazzo Isai, ma partita da 10 e lode, ottimo Di Lorenzo, mezzo al campo, anche lì Bakayoko, tutti a insultarlo, anche oggi, monumentale Bakayoko, monumentale, bene Fabian, Zielinski, calciatore di un altro livello, il capitano, non ne parliamo proprio, e poi Victor James Osimhen, ragazzi, che giocatore è, deve crescere, ora è un buon giocatore, ma questo ragazzi
Se messo nelle condizioni di fare bene, questo diventerà fenomenale, fenomenale. Gli manca la tecnica, ma già guardiamo alcune volte cosa può fare oggi il cambio gioco, ragazzi, che ha fatto è stato da campione. Fisicamente imponente, tecnicamente sta migliorando giorno dopo giorno, questo è fortissimo. Politano, dall'inizio alla fine, 90 minuti a correre annanzi a rete per tutta quella fascia destra. Oggi tutti monumentali, monumentali. Con l'ansia che ci si mangiava, perché vedevamo che c'era ansia, ma siamo riusciti a portare a casa dei punti che in altre situazioni non avremmo mai portato a casa. Io non so cosa dire. Aspettiamo, aspettiamo e vinciamo col Verona. Ragazzi, vinciamo col Verona. Non, non ascoltiamo arbitri, cose, le altre partite. Vinciamo col Verona e andiamo in Champions League perché è fondamentale in questo momento andare in Champions League. È fondamentale. Fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate. Niente, voglio. Bello.